Allora, cari telespettatori, un altro capitolo con SPCGL dedicato non solo al mondo degli anziani, dei pensionati, come può venire di solito e come noi diamo per presupposto, perché poi io stavo parlando fuori onda con la mia ospite e anche in questa puntata emerge l'importanza che tutti quanti noi comprendiamo queste dinamiche di grande cambiamento perché riguardano la sanità ma anche il sociale. Quindi a prescindere dall'età che ci può vedere coinvolti o meno saranno cambiamenti importantissimi che sono avvenuti in virtù di un intervento di riforma che ha attuato la Regione del Veneto, di cui ci parlerà Ivana Fogo, grazie di essere ritornata qui con noi, del Dipartimento Welfare SPCGL del Buonasera, Veneto. grazie a voi. Quindi partiamo da un atto normativo sostanzialmente importante. Sì, allora noi abbiamo sempre come faro, abbiamo sempre il decreto ministeriale 77 che è quello che stabilisce i nuovi modelli e gli standard dell'assistenza territoriale, che è questa novità di luglio, è entrato in vigore il 7 luglio di quest'anno. Le regioni hanno, e le province autonome insomma, hanno 7 mesi di tempo per recepire tutto il decreto ministeriale, ma in realtà la Regione Veneto ha già fatto una delibera nell'aprile di quest'anno, la 368 se a qualcuno interessa insomma il numero, ma giusto. Questa delibera importante che di fatto utilizzando le risorse, i soldi, chiamiamoli col loro nome, i soldi del piano, del PNR, del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, in particolare quel tesoro... Di ripresa e resilienza. Di ripresa, sì. La resistenza comunque c'è sempre, perché bisogna resistere nell'attuarlo. Uno si sbaglia. Dicevo, quel tesoro, quel tesoretto, insomma, che è relativo alla missione 6, che è quella che si occupa della salute, quindi prendendo quelle risorse dedicate al Veneto, perché dentro lì a quella missione ci sono 15 miliardi, ma non vanno tutti al Veneto naturalmente, no? Quindi prendendo quella parte dedicata al Veneto, la Regione Veneto ha già fatto una delibera che impegna, ha individuato chi sono gli enti, chi devono essere i soggetti gestori, attuatori, e ha per ogni servizio che troviamo dentro il decreto ministeriale 77 ha stabilito l'impegno di spesa, dove devono essere fatti, rispettando ciò che dice il decreto ministeriale 77. A sua volta, da quella delibera della Regione Veneto, le ULSS, ogni ULSS, per la propria parte, hanno fatto le delibere attuative rispetto all'individuazione intanto delle strutture, perché questo lo dobbiamo dire. C'è l'impegno di spesa, c'è come spenderli, dove spenderli, ma intanto le delibere riguardano le case, i muri, i posti, dove. Poi c'è tutto il problema legato al personale, ma quello magari lo vediamo un'altra volta. Sì. Quindi i muri vuol dire che dovranno essere utilizzati in parte strutture già esistenti e in parte costruite ex novo. Costruite ex novo. Infatti ogni ULSS ha fatto, le ULSS hanno sempre su indicazione della Regione, hanno fatto una ricognizione sul loro territorio per vedere quali potevano essere le strutture da riutilizzare. In linea di massima gli ex ospedali sono luoghi vanno molto bene, perché vanno rinnovati, ma siccome qui stiamo parlando di servizi che non sono in questo caso adesso parliamo delle centrali operative territoriali, che sono servizi che sono H24, però non hanno la residenzialità dei pazienti, ecco, non hanno pazienti, sì. Questi sono servizi che passano informazioni, diciamo, ecco. Quindi queste strutture, soprattutto gli ex ospedali, ma anche ex ambulatori, vanno molto bene. Quindi le ULSS in parte hanno identificato dei luoghi da ristrutturare, da riadattare, in parte vanno fatti ex novo e ci sono gli impegni di spesa, perché è già stabilito dove la Regione Veneto ha già indicato dove devono essere fatte.
Quindi diciamo che l'impianto normativo adesso esiste. Sì. Esiste, bisognerà trovare le persone in più, perché alcune le abbiamo viste nella scorsa puntata, punto. ce ne sono, Sì. e quello però è sempre un E punto quello dolente. è un punto dolente, sì. Ristrutturare, ove possibile, le strutture che verranno prese in considerazione per le case di comunità e anche per queste strutture più amministrative, informative. Sì, hanno un grande ruolo di coordinamento, poi lo vedremo. Però insomma. sono più... sono servizi dedicati. Esatto. Allora qua ritorniamo a questo distretto. Questa la riproponiamo sempre, perché è la slide che mostra quali sono i servizi e le strutture all'interno del distretto previste dal decreto ministeriale 77. Quella in giallo, sottolineata in giallo, è quello di cui stiamo parlando Di cui adesso. stiamo parlando in questo momento, che è la centrale operativa. Noi la chiamiamo COT, ma è la centrale operativa territoriale. Però non che una persona andrà alla centrale operativa, infatti questo ci interessa relativamente, perché altrimenti uno dice devo andare là. No. Ma sarà disponibile H24 per qualsiasi informazione che a noi serve. Vediamo infatti la slide successiva, eccola qua. Allora, funzionante 7 giorni su 7, funzione di coordinamento della presa in carico della persona, raccordo tra servizi e professionisti. Deve assicurare questa famosa continuità di servizio, accessibilità, integrazione dell'assistenza sanitaria e la famosa sociosanitaria. Sì. Era l'altro aspetto. Allora, diciamo che questa tipologia di servizi era già stata individuata dalla programmazione sanitaria della Regione del Veneto circa 2 piani sociosanitari fa. No? Sapete che il piano sociosanitario regionale è la programmazione che la Regione si dà rispetto ai... Ci si era reso conto, ormai siamo stufi di ripeterlo, però è bene che lo diciamo, ci si era resi conto che non esisteva un collega, l'abbiamo sempre noi poi delle organizzazioni sindacali, in particolare per i pensionati, per le persone insomma, che rappresentiamo noi dello SPI, della grande cesura, della grande criticità che esisteva tra l'ospedale e il territorio. Le famose dimissioni, vengono dimessi soprattutto gli anziani, magari dopo un intervento, magari non ancora guariti, perché è difficile che si guarisca in ospedale, insomma, no, ci vuole anche la riabilitazione, vengono mandati a casa se le famiglie si sentono sperdute e sole, soprattutto se questo avviene il venerdì, che è la giornata nella quale i servizi territoriali del distretto attuali, insomma, al venerdì pomeriggio chiudono e quindi insomma ci si trova il sabato e la domenica. La centrale operativa territoriale, nata, ripeto, già due piani fa, aveva proprio lo scopo di mettere in collegamento l'ospedale, al momento della dimissione soprattutto, l'ospedale con il territorio. Però era un servizio in particolare informatico. Il cittadino non aveva accesso a questo servizio, era un passaggio di informazioni tra l'ospedale e il territorio, presa in carico laddove ci si accorgeva che la situazione era non così tranquilla, però insomma non ben strutturata fino in fondo, anche se esisteva. Per esempio qui nel nostro territorio, dato che siamo a Padova, ne esistevano 3, una per ogni ex ULSS, che poi è diventata una sola quando siamo diventati ULSS 6. Oggi invece qui ne avremo, per esempio per la 6, ben 9. Perché il decreto ministeriale 77 dice che dovremo avere una centrale operativa ogni 100.000 abitanti. Infatti andiamo a vedere la slide successiva, eccola qua, una ogni 100.000 abitanti o a valenza distrettuale se il distretto ha un bacino di utenza maggiore, un coordinatore infermieristico, 3-5 infermieri, 1-2 unità di personale di supporto. Vedete? Ma perché 3-5 infermieri, personale di supporto, se ha un ruolo soltanto informativo? Perché comunque è cambiata completamente rispetto a quello che vi ho raccontato fino adesso, perché il decreto ministeriale 77 dà un sacco di funzioni a questo servizio e quindi perché potrebbe stare dentro la casa di comunità, ma soprattutto farà da raccordo non solo tra le strutture, in particolare struttura ospedaliera e struttura territoriale, ma anche
anche potranno rivolgersi, in questo caso sì, alla centrale operativa territoriale anche i singoli cittadini. Quindi loro risponderanno a qualsiasi domanda e a qualsiasi richiesta, non solo. Ma siccome ormai dovrebbe essere tutto informatizzato, loro avranno la possibilità di poter verificare tutto quello che esiste in rete nelle nostre ULSS, in particolare nell'ULSS 6, adesso noi qua, ma in generale, e potranno identificare immediatamente il percorso e la situazione di quella persona, di quel cittadino che ha bisogno di aiuto, e potranno mettersi in contatto con tutti i servizi della rete dei servizi. Secondo me non bastano neanche, per come la vedo io, 3-5 infermieri sono troppo pochi, perché non si occupano personalmente, no? Non vanno presso il domicilio loro, ma devono mettere in rete e attivare tutti i servizi per dare la risposta. Si occuperanno, lo dico velocemente, per esempio delle ammissioni e dismissioni, per esempio dall'ospedale verso le strutture intermedie, oppure metteranno in contatto anche con le RSA. No? Tante volte quando le famiglie, dicevo, presso le strutture intermedie, sapete che sono di 3 tipologie: l'ospedale di comunità, quelle riabilitative e gli hospice, quindi loro devono proprio avere la visione totale della situazione in tutte queste strutture. Quindi se non funziona questo non funziona più niente. Diciamo, non è proprio così, perché io se vado in una casa non funziona più niente, no, non è così, cioè, perché comunque nel distretto... obbligata, di passaggio obbligato? No, non è un passaggio obbligato, perché per esempio abbiamo in un'altra trasmissione abbiamo incrociato la casa di comunità, dentro là abbiamo anche i punti unici, no? Per cui un cittadino può andare... C'è una miriade di informazioni, no? Che però la cosa fondamentale, ed è importante ricordarlo, il decreto ministeriale mette in rete tutti. Adesso, perché non a caso, insomma, utilizziamo anche fondi per la digitalizzazione, no? Perché adesso abbiamo i computer, certo, se i computer si fermano siamo finiti, perché abbiamo già visto, insomma, no? Quando l'ULSS 6 ha avuto quel problema, i cittadini di Padova, insomma, tutto ritornare alla pena. Però c'è un'interconnessione fra tutti questi servizi che in parte esistono già, ma se ognuno fa il suo, il cittadino invece ha bisogno di informazioni, ha bisogno in tempo reale e ha bisogno della risposta a quel momento lì. Non ha bisogno, ecco. Interviene anche sulla dimissione domiciliare, quindi, come dire, dà l'input anche per tutta l'assistenza domiciliare. Non si passa solo da qua, ma insomma è importante che ci sia tutto questo collegamento. Dialoga anche con la rete emergenza-urgenza e dà un supporto informatico e logistico, attenzione, anche questo è importante perché oggi non avviene, a tutti i professionisti della rete assistenziale. E di chi parliamo? Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici, infermiere di comunità e di famiglia, cioè oltre al fatto che tutte queste persone tutti questi professionisti che io ho nominato hanno la facoltà, che oggi non c'è, di chiedere l'intervento della centrale operativa. Per coordinare, per avere informazioni, per chiedere, no, ecco, oggi questo non c'è. Certo, sono le famiglie, guardate, banalmente, faccio un esempio, banalmente, io ho visto, mi è capitato tante volte di avere delle persone non autosufficienti a casa seguite dalla famiglia e dalla badante, dall'assistente familiare. E va bene, a un certo punto si arriva a una situazione nella quale non è più sostenibile, è la famiglia, sono i figli o addirittura i nipoti, insomma chi ha la delega in quel momento, che deve fare tutti i percorsi, addirittura andare a contattare per esempio le varie RSA, se dovesse, no, è così che funziona. Certo c'è tutta la valutazione multidisciplinare, ma insomma
Questo servizio invece potrebbe aiutare, anzi aiuterà di sicuro a individuare quali possono essere i posti liberi, dove si può andare, quale può essere, ecco, quindi io ritengo che sia poco conosciuto, già lavora, perché noi non dobbiamo pensare che non c'è niente nel nostro territorio. Questo servizio già c'è da svariati anni. Dov'è? 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 Sta nelle segrete, no, insomma è all'interno dell'ULSS ovviamente, no? Però, ripeto, oggi per come è fatto, per come è stato normato, non è di accesso del pubblico cittadino. Ecco, quindi il cittadino c'è una differenza, il cittadino non telefona, non esiste che esatto. telefoni oggi alla centrale operativa. Infatti si deve arrangiare. Dialogano fra, e già tanto ci sembrava già un bel passo che ci fosse un bel dialogo fra l'ospedale e le strutture intermedie, no? Le strutture, era già un bel passo, adesso invece qua, insomma, qui diventa un servizio davvero che coordina tutti gli interventi e soprattutto fa fare gli interventi giusti, perché tante volte uno no, magari certo, gira a vuoto, ecco, quindi insomma davvero è anche questo un servizio a valenza distrettuale, quindi il distretto diventa proprio, cioè sposta un po' l'attenzione, no? Noi pensiamo ci ha abituati la pandemia a pensare meno all'ospedale, no? Quando gli ospedali erano diventati inaccessibili, ma se io ho un bisogno di salute bisognerà che trovo una risposta, dove vado? Cosa faccio? L'ospedale? No? Appunto vanno perché dove vai? Là vai. In realtà tutto questo impianto dovrebbe davvero, io ho molta fiducia, no? Sposterà l'attenzione, sposterà e risponderà ai bisogni del cittadino là dove il cittadino vive, perché gli ospedali, vedete, no, sono sempre più inaccessibili. L'altra cosa fondamentale, che è prevista sempre dal decreto, è che questa centrale operativa territoriale dialogherà con la centrale operativa regionale, quel famoso numero che vedevamo nella prima slide, 116-117. Tutto questo certamente avviene, vedete, dialogherà, quindi potrebbe anche essere, anche perché è facile che possa avere anche, come dire, delle informazioni anche al di fuori della propria provincia, no? Però questo è possibile perché abbiamo la digitalizzazione, perché si sono fatti dei grandi passi avanti. E questo lo ribadiscono, perché le informazioni devono essere le stesse, il linguaggio informatico deve essere lo stesso. Siamo partiti che ogni ULSS aveva il suo e non dialogava, qua invece, insomma. Quindi io continuo a dire questo decreto è davvero fondamentale per l'assistenza territoriale perché vedete che ogni tassellino che tocchiamo dà delle risposte al cittadino, non al malato. Non al malato grave, per cui rimane il 118, rimane l'ospedale, tutti i servizi d'urgenza non vengono. Questa è un'aggiunta. Perfetto. Vediamo ulteriormente a specificare che saranno 49 questi centri sostanzialmente. Sì, sono 49, anche qua le abbiamo Andiamo più avanti ancora, così vediamo la divisione. Le vediamo perché abbiamo detto uno ogni 100.000 abitanti, noi le abbiamo suddivise per ULSS in base appunto agli operatori, in base al numero degli abitanti. Chiaro. E quindi ecco qua i numeri, insomma, no? Vedete? Quindi qui possiamo vedere l'USL 1 Dolomiti, però sostanzialmente essendo organizzativi eccetera, prescinde un po' da dove sono collocati. Qua noi non abbiamo, mentre in altre... Andiamo avanti con la slide, vediamo quell'altra Uganea, Pedemontana, Berica, Scaligera, cioè non è che ci interessi se Cercere o San Bonifacio, Bassano, non ci interessa perché semplicemente sono luoghi di smistamento di informazioni, per cui... che però hanno davvero un valore importante, fondamentale. L'importante è che ci siano tutte. Che vengano attivate, anche qua, l'ho già detto all'inizio, io confido, c'è la delibera regionale, c'è il recepimento di quella delibera regionale da parte di tutte le ULSS, addirittura con l'impegno di spesa, perché anche in questo caso, magari per le attrezzature, no? Ecco. E per le assunzioni. E per le assunzioni. Noi stiamo continuando a parlare delle strutture che vanno benissimo. No, ci devono anche essere. Il problema è che le strutture camminano sulle gambe degli uomini e qui il PNRR, appunto quella famosa programmazione, quei soldi, quel tesoretto che abbiamo da parte, non finanzia purtroppo il personale.
finanzia già, che è già tanto, tutto quello che stiamo dicendo, ma non finanzia il personale. La Regione Veneto, adesso vedremo, insomma, probabilmente dovrà la Regione Veneto, ma insomma in tutta Italia, ma comunque la Regione Veneto dovrà mettere dei finanziamenti ad hoc proprio per la realizzazione, per questo personale che deve far camminare queste strutture. Quindi ci dovrebbe essere anche però delle persone che possono, che vogliono farlo, perché intanto ci mancano medici e infermieri. Mancano medici e infermieri, è una storia antica, devo dire che noi abbiamo monitorato molto, per i medici anche qua la Regione Veneto ha già assunto 101 medici di medicina generale in tutto il Veneto naturalmente, sì, sì, abbattendo un po', no, quelle carenze che avevamo, eravamo a 701, quindi insomma a 704, ora non ricordo, insomma. Quindi in parte è abbattuto. Per i medici di medicina generale confidiamo molto nell'aumento delle borse di studio, sapete che ogni anno sì, la in modo che si possa raggiungere un numero decente. Certo, allora il primo risultato importante dell'aumento importante delle borse di studio lo vedremo nel 2024. Quindi. Questi professionisti, c'è bisogno di tempo per di tempo, di buona volontà, e devono naturalmente dedicarsi. Questo è anche un appello per svolgere questa professione. Ivana Fogo, il tempo è volato, grazie mille, è stata bravissima perché la cosa è abbastanza complessa, ma forse di parlarne riusciremo tutti ad entrare in questi meccanismi e a comprendere che saranno di vitale importanza, insomma, per poterli poi poterne fruire con tranquillità. Grazie, restate con noi cari telespettatori, le nostre interviste continuano.